Ciao, sono Jonathan. Io sono pronto per grigliare. E tu? Vi faccio vedere come prepariamo la picanha. Questa è la picanha, praticamente la punta della sottofesa. Qua abbiamo la membrana un po' più dura che dobbiamo togliere. La picanha si prepara in due modi. Lo può fare intera sulla griglia, facendo in modo che la saliamo tutto con succo dentro. Poi la tagliamo esattamente come bistecca per se sveglia il sangue. Vi faccio vedere adesso la tecnica più facile. La facciamo in circa 2 cm, tagliandola così, dalla parte più grossa alla parte più sottile. La picanha, le bistecche di picanha, va messa soltanto sale grosso, perché c'è già il suo sapore unico. E la lasci riposare per 5 minuti. Passato 5 minuti la mettiamo sulla griglia. Qui abbiamo come tempo di cottura 5 minuti circa. Già sono passati 5-6 minuti da una parte, 5-6 da un'altra. La mettiamo adesso un po' la picanha in piedi per arrostire un po' di grasso. Adesso attenzione, andiamo a tagliarla di trasversale, sempre contro la fibra. Si taglia come il burro, deve essere tagliata così. La picanha è pronta, buon appetito!